Salute e benvenuti a tutti. Oggi a Vabriguccia abbiamo da sogna. Vi imbarchiamo con una scuola di Bonteleccia attraverso due ateli, canto e teatro e poi dopo andremo a ritrovare i nostri amici all'arte plastica e insieme ci apriremo i vostri gatti bisogni. E ora d'Avre e portati a Vabriguccia. Salute, Ove! Salute, Francina! Ma siete già in traccia di Sonia o siete discidati? Giustamente ci mettiamo appena in dell'ambito di un sogno, Poi di Odemma. Gira tematica, giusto appunto. Prima ti ho presentato tutti questi idee che abbiamo oggi. Abbiamo il nostro amico Thomas, Lucie, Luca e per compiere Maxence. Allora, ma scopri la consiglia? Scopriamola subito. Quale catalegela? Thomas, vuoi leggi? Allez, pia la burro. Allora, je voulais che tu guardassi il nostro pubblico. Allez, guarda il pubblico. Uno che conta e tre che faggono. Uno che conta e tre che fa. Vuole dire che? Allora, qui ti ho già spiegato. Infatti, quello che conta deve fare un'improvvisata e i tre astri devono biffare, devono fare i gesti, i movimenti, anche capiare frasi che corrispondono alla storia. D'accordo. O tanto per spiegare la consigna, abbiamo fatto tremendui. Se tu vuoi, liberi bene, allora, sicuro. Così, venite qui a guardare Francine rinculata appena. Venite. E a raccontare una storia, d'accordo? A raccontare una storia e Francine, allora, ce l'ho improvvisata, Allora, c'era una volta una principessa che ne buia più di stare in una cabana. No, non ne posso più. Gli piacerebbe assai di trovare un cavaliere per campare in un bello castello. So trovare un cavaliere. Ma sa principessa era un po' zoppa quando la biadiava e non trova mica cavaliere. So così zoppa. Ma un giorno ha fatto un cavaliere e gli dice ti porti in un mio castello. Volentieri. E scopre questo castello che era decorato all'uso moderno. Che bello castello. Sono libera. Con un bello cavaliere. Brava Francine, hai mostrato proprio perché C'era qui a consigna. C'era qui a consigna. Allora, avvicinate da me. Avvicinatevi. E era importante di capire questa consigna. Qual è chi vuole contare, giustamente? Me? Tu vuoi contare, d'accordo? Quindi è più duro, Dunque tu, se tu conti la storia, gli astri devono essere pronti a fare la storia. Ma sono sicura che è forte, perché chi è teatrino si vede nei suoi gesti, la sua maniera di parlare. Allora io voglio da lasciare lavorare sa scenetta per andare a trovare Fano e che così dopo potrà diversi giocare con voi di noi. Sicuramente, Francine. Lavorate verso di lui, Allez, a dopo, Titi. Bon. Saluto a tutti. Sì, Francine. Sono giunta qui che mi trigava di cantare. Yeah. Allora, che hai scelto come canzone oggi? Che canzone cantiamo? Oggi cantiamo la canzone Vagabonda. Magnifica sta canzone. Ecco la Come si nostra chiama? gara Eva. Eva, magnifica Eva. Allora, io la canzone Vagabonda. Conosco un sidelo che ci può cantare prima strofa. Aie? Quale? Vuoi Milo? cantare? Ecco, presentiamo uno Presentiamo il nostro Milo, il nostro canterino. Yeah. Fammelo cantare, cosa T'accompagni. cantato oggi. 3, 4. Una vada peregrina, se cadani nel mio cuore, e la guia la mostrava, con fortuna e con amore. Allez, continue io. Corre, corre all'infinito, quanto amo vita. Corre, corre all'infinito, quanto amo vita. Che ne dici se noi facciamo cantare tutti? Allez, cantiamo. Ci cantiamo, Yeah. cantiamo, allez. Cantiamo tutti insieme. Ma da rama. Allez, andiamo. 3, 4. Una vada peregrina, se
un amore, gore, gore all'infinita. E tu la mia vita, gore, gore all'infinita. E tu la mia vita. Bah, qui non c'è tanta affare appunto con Nelly, perché chi ridi mulano, io stessa l'anno. Dunque, ti lascio lavorare a quei due zideli Vabbè. e io boga trovare me e ci dovremo obo. Yeah. Adobo zideli? Ado. Campatevi. Saluto zideli. Allora, ero alla telo di Pedro e sapete ciò che lei ha dematica? No. E quella di Usogno. E li hanno già cominciato a sognare e noi abbiamo da continuare. Allora, Befassi ha scelto di vabiva un ciappasogno. Che appena arrivato un moello e noi abbiamo cercato a riproducerlo così mentre il nostro attello. Allora, prima di cominciare, vado da presentare, che ne idee? L'amica che va a stiarci con noi abbiamo Francesca, Emma Andria, Lisandrina e poi abbiamo con noi a Pierjean. Dunque, abbiamo certi così, certi bettane, un nostro filo. Abbiamo di noi abbiamo di noi un filo così di godio, piume, perle, trisore, ecco. E abbiamo da cercare dunque a fare su moello qui. Allora, cominciamo, che ne idee? Allez, via della vostra gorda. Cioè la prima, guardate, mettila in due. Ben ricordate come si fa, c'è? E poi girate la prima. Guardate che c'è da fare bere Pierjean. Facci vedere appena. Come si fa, c'è? Tu, Lisandrina, ci riesci? Fammi vedere. Fammi vedere. Chi hai pigliato tu come coda? Allora, eccolo qui, si dai in due. A te, di la stravanda a te. O di dango, fallo così. In torcio e dialogo di stravanda. A te. Parliamo di sognacci. Chi vuole che ne ha già fatto qui sognacci? Tutti? Ah, ma tu ci conti o do io? A me? Contalo. Allora, erano le vacanze e di rabidoa dans a scuola a pedi. E dunque andavo per le vacanze. Pam pam pam! E che per te di un sognaccio? Beh, sicuro! Ma perché non ti piace mica andare a scuola a te? Ah ben no, preferisco essere libero. Se volete, prima da zinga Luisotto, potete bien una berla o due. E mettele... Brava, Lisandrina. Così ce ne sarà qui. Hai ragione, così ce ne sarà sopra. E un aiuto che mia amica Lisandrina, sapete? Ah beh, Sì, ma amiche. Allora, mentre voi continuate, io andiamo a fare spia a Pedro e usate l'ideato. Dite non da. Pia o tempo. Tu, ciò che ti hai fatto, è proprio, veramente proprio. Donc, continuate così. Allez, vai burro. Ho fatto un sogno strano. C'era una principessa sempre a Z. On est beau sous biou. Ne-moi una dette di campa qui. Era zola in deuto castello. Sola, ma noio. Un giorno a faca un fuletto che gli scappava sempre a risa. Mi gambe di rese. E la principessa si nuova con un fuletto. Infine, un kidnapping. Non so più sola, era ora. Ma il fuletto non era mica bravo, era un mago gattio. Gattio. Anche sai che c'era un cavaliere creanzato assai che passava gusti. Scusatemi, mi scuso. In due la principessa. So chi? Era un uomo coraggioso e sempre pronto a aiutare. Mi posso aiutare, per piacere. Va avere un fuletto e gli dice. Tu puoi mica barte qua piuttosto. E di mio, Va a bere un fuletto e gli dice, va bene. Va avere un fuletto e gli dice. Capita principessa, così no ti aiutavo, per piacere. Capia principessa, così no ti aiutavo, per piacere. Allora, quando si fa che il cavaliere per liberarla, il fuletto non cerca manco a Gabi. Lascia gore, poca groge, piglia la burra. Ma noi questo fuletto, così ci vuoi goffo. E quello Rosidi, su diapasogno, a chi ne siamo? Vabbè. Ah, tu è bello che tu facci veramente un'opera d'arte, Andrea. La prima volta che faccio io, La prima volta che tu facci, allora sei proprio bravo. Fallo vedere. Bravo.
E tu allora Piergian facci vedere un doio, quindi di Cabugno, tu continui a fare un ou, all'hai messa a berle. E tu Lisandrina, a chi ne sei brava, e poi continua di burro. E tu Francesca, che fai? Sono trecciata appiccica. Ah, ti fermi a mettere i donoi, per fare e lei. Allora, idee. Sapete dove è questa leggenda? In America. Si chiamano l'Amerindiani. C'era su Cristoforo Colombo, che è un grande navigatore che pensava troppo l'India. Ma si era sbagliato, che era troppo? L'America. Ed è così che l'hanno chiamati l'Amerindiani. Allora, questa leggenda conta che c'era un fratello, dunque, che era perduto in montagna per andare a cacciare, e infatti non ha trovato un'onda, e come non ha trovato un'onda, era quella di un cima di montagne. E si trova di betta una rotta scura, si è avvicinato e è sortito un animalaccio, un mostro, che ha fatto dando? È scappato. È scappato in due, è scappato. In un paese. In un paese, e dopo che l'ha caduto, Ha fatto sognacci. Sognaccio, ogni sera, per una settimana si vedeva sempre su sognaccio. E che deciso va? Beh, di rigolare tomba un mostro. E allora chi la cave? La cava di fatiga, un loro amico e tutto. E si addormenta. Si addormenta. E poi quando lo si scende, chi si bassa? Beh, ci vede un giappasone. Ma chi l'ha cavato soprattutto? Su sognaccio l'ha fatto o non l'ha mica fatto? Un amico ha fatto un sognaccio. Ah, e allora? Francine, fai di appena. Mica male, È proprio quello, valore. Ai nostri telespettatori come tu sei bravo. Dio è magnifico, Oh, se la sente, i senti di cantare. Come paghi un giorno ad una sorta di sera. Aspetta, va Guidor. Per la luna e per il sole scrive ritornare. Hai un ribiglio? Gore all'infinita, tu di la mia vita. Allora aspetta Guidor, sta senti. Corre all'infinita. Aspetta. Tu di la mia vita. Perfetto. E mi presenta la nostra gara Stella Maria. E ci ferma la nostra gara Erika. Boliganta, Erika? Yeah. Chi si trova a Boliganta? Prima, seconda, terza? A prima. A prima, allez. 3, 4. Una vada peregrina, se calata nel mio cuore. Aspetta. E la guida la mia strada, con fortuna e con amore. Hai un ribili insieme. Gore all'infinita, tu di la mia vita. Gore all'infinita, tu di la mia vita. Hanno cantato due, Allora, vi compio a storia, amica. Dunque, quando lui si è decidato, infatti, una amica va su sognaccio. E quando l'ha aperto gli occhi, si trova dunque addormentato un tare, che era cascato secco di fatica. E quando l'ha aperto gli occhi, ha visto in terra una della di un ragno, che occhi di Madina, vide tutta sta mulina. Ed è così che fa l'audio e la conta a un gabbo di un paese che l'ha detto che dirà Adela di un ragno che l'ha già posto sogno. Ed è così che è nata questa leggenda. È bella questa storia, amica? Sì. Ti piace? Sì. Avine. Avine. Perché ti piace Avine? Perché dopo vedo non c'è bisogno e perché chi un'amica va a sognaccio Avine. Ecco, dunque l'affare finisce proprio. Ho già finito. Ah, fate vedere. Ok, ho finito. Ho messo di lume. Ma possiamo continuare a mettergli appena di più di decorazione, appena più, ma oggi io nel frattempo vi propongo di andare a nostra piccola giornalista. Sapete come la si chiama? Lucia. Bella sicura, e sapete, in due lei c'è da sognare di apertura dai batte di Tahiti, un'altra isola. E chi decide?
Ah, sente. Ah, scienza, anche io Che dico così. fortuna, eh? Oh, money, pianta qua là, eh? Oh signore caro, Lucia, a te. Francine, come stai? Anche io sono di sai. Un bel viaggio in Dubai vi gustano per scambiare appena. Sarebbe bene. Che ne dite? Venite con me. Ci dei lotti e la gara vi porta verso la Polinesia francese. Un territorio maggiore quanto l'Europa, composto da 5 arcipelaghi. Quello come chiama Tahiti per sbaglio si chiama infatti arcipelago di Azugeda. Qui sono isole di Uantu e quelle di Sotauantu. Ma anche sotto l'acqua è davvero un paradiso. Razze, si pesci marini di forma piana o anche cagnacci che maregano un po' a beura. Ma di un sogno e posso continuare a fare il mio viaggio in Morea, una montagna a mezzo mare. Questi paesaggi incredibili, Morea cerca di sviluppare un turismo intorno alla natura sempre selvatica. Ti ho detto che questa natura è un incanto e a sua presenza si fa presente in tutti gli arti. E si può anche dire di stampare in tabelle uno di questi simboli. E su Erde, Francine, pare un sogno. È vero che qui la stagione della quadra dura assai e c'è sempre un nullo appiccicato a regime di anziani vulcani. Bon, ora mi tocca decidermi che un po' di siti archeologici mi aspettano. Così ne saprò di più non tallusi polinesiani. A presto, cara Francine. Grazie cara Lucia, ci hai fatto Zunia. E noi a che ne siamo? Compi? Yeah. Yeah? Quasi. Quasi. Allora facci vedere il doio. Boh, magnifico, eh? In dove la mette il doio? In camera. In camera. Allora, di sicuro che non ne verrebbe sognarci, eh? Allora, e tu, Lisandrina, il doio? Faccelo vedere. Wow, così bello che lei. E chi ne hai fatto, Lisandrina? La mette un muletto non sta a mo porta di camera. E così non farebbe più? Sognarci. Allora, il doio, Andrea. Magnifico. Perché hai messo davvero la turchina a mezzo? Beh, una zoppa fa bello così, eh? Ti piace? Yeah, dieci turchino. E tu, Francesca? Beh, la giovinido. È magnifico, faccelo vedere di noi. Anche tu, sognarci veniti, eh? Bravi, siete, mi sono campata a tornare di con voi e a me mi tocca andare a fare appena di commedia con Pedro, eh? Che ne idee? Allez. Bon, allez, a vedere, Joside. Ricomincia. Oh, mi Francine. Allora, questa scenetta, mi dica di me su sogno, chi dice, chi conta su sogno? Allora, io penso che c'ho la felicità a Thomas perché di inventare così, di improvvisare così una storia, un bene mica facile. Ah. A Busui che anche per il maior non è mica un esercizio di teatro che è facile. È stato domani improvvisato. È stato. E l'altro hanno creato questi personaggi per rapportare questa storia. Bello, Allora, arriviamo subito. E allora io vi vedo a qui, allora. Allora, arriviamo subito. Ora che avete la vostra storia, basta arrivarla mettendo di più energia in dei vostri personaggi. Allora, andate pure. Ho fatto un sogno strano. C'era una principessa, sempre a Zed. On est beau sous biou, on est moi una dette di campa qui. Era sola in Dio castello. Sola, ma noio. Un giorno a facca un fuletto che gli scappava e sempre a risa. Ni gampo di rese. E la principessa se ne era con il fuletto. Infine, un kidnapping. Non so più sola, era ora. Ni gampo di rese. Ma il fuletto non era mica bravo. Era un mago gattio. Gattio. Faccia paura. Anche assai che c'era un cavaliere crianzato a sala. Assai che passava gusti. Scusatemi, mi scuso. In due principessa. So qui. Era un uomo coraggioso e sempre pronto a aiutare. Vi posso aiutare per piacere? Va avere un fuletto e gli dice: Capia principessa, così no ti aiutavo. Per piacere. Capia principessa, così no ti aiutavo. Per piacere. Allora, quando si affacca il cavaliere per liberarla, il fuletto non cerca manco a capire. Ma noi questo fuletto, così ci goffo.
Lascia agora e poca oggi, piglia la burro. Fine di usogno. Infine, dopo mi sono decidato. Sei decidato. Vabbè, C'era una bella scelta, un bello sogno, e poi i personaggi hanno campato un ruolo proprio, bravi idee. Mi tocca andare a un nostro vanno e cantare appena con lui e poi dopo ci ritroviamo per un nostro ritratto. Che ne hai da idee? Ci vediamo, bu? A dopo, Francine, A per dopo, un nostro papà. ritratto. Fanno, E là? sono scappata. Ah bon? Ha un teso. Erika canta. Hai visto come la Ma cantava? canti proprio, Com'è che tu canti così bene? Ti piace a te o canto? Yeah. Qual è che ti ha imparato questa canzone? Fanno. E Ah, anche Julien, ne profitiamo per ringraziare Julien, che è un giovane che lavora alla scuola di Montelecce, che va a cantare e che è proprio forte anche lui. Allora, io propongo di continuare a cantare, abbiamo appena un sorriso. Stamane sono appena erguito, dunque a brua. Scalamo appena Chi tu canta sempre bene. E forza sta chitarra. Ah, c'ho la corda, la sapete che di cantare un strumento falso, ci faccio cantare falso. Qua... Wow. Allora, Quando il giorno se ne scappa, non t'ha un volo di vernice, non di casa illuminata, ci campa l'uomo felice, corre, corre all'infinita, gioventù di la mia vita, corre, corre all'infinita, gioventù di la mia vita. non conosci mica Sabate Gustidi. Sei tu che l'avevi abbiattata, no? No, Allora, fammi cantare appena queste idee lì. allez, andiamo. Stella Maria, vuoi cantare appena? Una vada peregrina, se calata dal lumio corre, e la guida della mia strada, con fortuna e con amore, e corre, corre all'infinita, tu di la mia vita, corre, corre all'infinita, tu di la mia vita. Continuiamo con Eva. Che la seconda strofa. Come pane. Come pane d'ogni giorno, ad una sporta di stelle, Più forte. per la luna e per il sole, scrivo il mio ritornello. Ti sento mica? Corre, corre all'infinita, tu la mia vita, corre, corre all'infinita, tu la mia vita. Erika, a te. Quando linguero la neve mi trova a salteggine, cerco sempre qualche grotto per finisce le mie rime. Corre, corre all'infinita, tu di la mia vita. Corre, corre all'infinita, tu di la mia vita. Così cara. Tutti insieme, abbiamo l'ultima strofa. Yeah. Abbiamo l'ultima strofa. Come sposa di una musa, come l'etua di una terra, e le mie sole confine, sole a montagne e la terra, gonta, gonta l'infinita, tu di la mia vita, corre, gonta l'infinita, tu di la mia
Ecci, che piace di cantare questi deli così generosi, a di. Oggi è ora di bere il nostro ritratto, che Pedro ci aspetta con l'amica. Andiamo tutti, ziti. Allora, venite con noi. C'è da bere un bello ritratto, venite. Siete pronti per i nostri selfie? Yeah o no? Andiamo.